Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Seconda partita in assoluto per la Serie B-Win 2011-2012, serata di importanti ritorni allo stadio Bentegodi di Verona. Da una parte i padroni di casa dell'Hellas che riassaporano la Serie B-Win dopo 4 annate passate tra C1 e Lega Pro Prima Divisione. I giallo-blu ospitano il Pescara di Zdenek Zeman. Anche il boemo non sedeva su una panchina della Serie B-Win italiana dalla stagione 2006-2007. Si parte agli ordini dell'arbitro Tozzi di Ostia Lido. 4-3-3 per il Verona di Mandorlini e per il Pescara di Zeman. In attacco al 13esimo, azione d'angolo, palla all'indietro per Zanon, il cross, secondo palo, stacca Immobile e scavalca Rafael per il vantaggio degli abruzzesi. Verona 0, Pescara 1, sorpresa la retroguardia dell'Hellas con Kanji che si fa scavalcare dalla palla di Zanon e dal colpo di testa di Immobile, che comincia così alla grande la sua stagione in Abruzzo. Insiste il Pescara, Sansovini sinistro che sfiora il palo alla destra di Rafael, la reazione del Verona, attenzione Russo, Anania sulla traversa, poi Ferrari spedisce alto, Ferrari è in posizione irregolare, sbandiera il guardalinee e lascia correre Tozzi perché secondo lui è una posizione ininfluente, poi è bravissimo Anania sulla conclusione di Russo, ancora Russo per Ferrari, colpo di testa a lato, c'è la deviazione in angolo da parte di Capuano, partita bellissima, Immobile, altra zuccata che questa volta non trova lo specchio della porta di Rafael. Siamo sul finire del primo tempo, la sforbiciata sul palo di Sansovini su assist di Verratti, c'è la posizione irregolare di Sansovini che però non c'è perché tiene in gioco tutti. Kanji, errore del collaboratore del signor Tozzi, parte la ripresa, Zeman si siede, non può essere tranquillo per il vantaggio di un solo gol. Kanji per Ferrari, colpo di testa a lato al 47esimo, subito in avanti il Verona alla ricerca del pareggio, ma al 61esimo su questo cross di Togni c'è la deviazione sfortunata nella propria porta del capitano del Verona Ceccarelli. Verona 0, Pescara 2, pasticciaccio per la difesa dell'Hellas. Insigne vede Togni, palle in mezzo e poi la frittata di Ceccarelli. Il Verona prova a reagire di nuovo, mischia risolta da Anania su tocco corto di Ferrari. D'Alessandro entrato a inizio della ripresa, tacco di Lenoci, poi Zanon mura Russo da terra, il contropiede del Pescara, ancora con Immobile, la grande risposta di Rafael sul primo palo, prova a sfruttare gli spazi il Pescara, Lenoci non ci arriva Ferrari, D'Alessandro rientra sul sinistro, Anania in calcio d'angolo, partita che resta bellissima, non si arrende il Verona. 88esimo, Esposito, palla in mezzo per Ferrari, anticipato Ceccarelli, limite dell'area, destro che si insacca sotto la traversa. Verona 1, Pescara 2, l'estremo tentativo dell'Hellas di rientrare nel match, sospinta dal proprio splendido pubblico, 15.000 persone presenti al Bentegodi. Ceccarelli si riscatta per l'autogol del 61esimo, tempo di recupero, Sottimo, doppio passo, entra in area, un rimpallo, attenzione, Insigne, esterno della rete, a Rafael battuto, Pescara vicino al 3-1, finisce qui il Pescara, sbanca per la prima volta nella sua storia lo stadio Bentegodi di Verona.